domani secondo round del faccia a faccia tra Renato Boraso e i magistrati, attesa per il nuovo interrogatorio dell'ex assessore dopo quello di lunedì scorso durato 8 ore. Ricerche sospese dopo il pranzo Cogollo del Cengio per la donna scomparsa a Madrid che secondo gli inquirenti si troverebbe in zona, un giallo internazionale che ha sconvolto i cittadini. 18enne travolto e ucciso sulla Pontebana, indagata per omicidio stradale l'infermiera che aveva dato l'allarme. Sarebbe stata lei a travolgere il ragazzo già a terra. Domani sarà ascoltata dai PM. 180 secondi il tempo impiegato dai ladri per sfondare una vetrata, rubare e caricare su un furgone una ventina di bici da Corsa Pinarello e Vielier da un negozio di Azzano Decimo, bottino oltre 100.000 euro. Potrebbe diventare un caso da giustizia amministrativa al recupero delle spoglie di 2 soldati italiani della Grande Guerra trovati nella Marmolada e trasferiti senza senso dalla sovrintendenza di Trento nella camera mortuaria di Canazei. Manca personale, il comune di Vittorio Veneto corre ai ripari, cancellato il limite d'età nel prossimo concorso per l'assunzione di agenti di polizia locale. Al via oggi a Verona Generazioni di Felicità, al raduno nazionale dei capi Agesci che celebra i 50 anni dell'associazione nel capoluogo scaligero, arrivati scout da ogni parte d'Italia all'insegna del rispetto per l'ambiente e la sostenibilità. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca giudiziaria in primo piano con l'inchiesta Palude a Venezia, atteso per domani il secondo interrogatorio dell'ex assessore Renato Boraso dopo quello di lunedì scorso durato 8 ore. In questo momento preferiamo non fare dichiarazioni e aspettare, farci sentire, confrontarci con i pubblici ministeri. Bocca cucita in attesa dei prossimi 2 interrogatori in procura a Venezia da parte del legale dell'ex assessore comunale Renato Boraso, l'unico ancora in carcere, quello padovano, dell'inchiesta Palude. Il primo lunedì scorso, durato circa 8 ore per rispondere ai 12 episodi di corruzione contestatigli. Accuse che Boraso ha studiato punto per punto durante questo mese di detenzione in carcere per portare la propria versione dei fatti. L'obiettivo della difesa infatti è quello di smontare le ipotesi della procura di aver garantito a imprenditori amici gare ad hoc e provvedimenti urbanistici favorevoli. Secondo l'accusa, l'ex assessore avrebbe emesso fatture per consulenze professionali ritenute invece inesistenti attraverso alcune delle sue società. Intanto il GIP ha accolto l'istanza presentata dai difensori dell'imprenditore Marco Rossini, i quali hanno fatto presente che si è dimesso dalla carica di amministratore della sua società, decidendo dunque che gli arresti domiciliari nella sua casa di Mogliano potevano essere sostituiti con la misura cautelare dell'interdizione dall'attività imprenditoriale e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi. Secondo il giudice dunque questa misura è sufficiente. La pensava diversamente la procura, che aveva dato parere contrario all'attenuazione della misura cautelare, osservando che le condotte emerse a carico del 59enne attestano, si legge, un suo costante ricorso all'assessore Boraso per assicurarsi che la sua azienda ottenesse l'assegnazione di lavori pubblici di competenza di società partecipate dal Comune di Venezia. Svolta nel giallo del ragazzo di 18 anni travolto e ucciso sulla Pontebana, l'infermiera che per prima ha chiamato i soccorsi dovrà rispondere di omicidio stradale. Domani mattina sarà ascoltata dal PM. L'avvocato della donna non è stata lei ad investirlo, ha fatto una manovra di emergenza per evitarlo. Era stata lei ad allertare i soccorsi. Lei aveva detto ai carabinieri di aver trovato il corpo del giovane a terra. Sheikh, 18 anni, era sul ciglio della strada lungo la Pontebana a Nervesa della Battaglia. Probabilmente si trovava seduto, forse addirittura disteso. Il perché fosse in quella posizione e su una delle strade più pericolose della Marca ancora non si sa. Certo è che il ragazzo è stato travolto ed ucciso da un'auto. Indagata per omicidio stradale è proprio la donna, l'infermiera 44enne, che per prima aveva chiamato i carabinieri e su M118. Quando sono arrivati i militari dell'Arma di Montebelluna hanno raccolto ogni indizio utile a risolvere quello che stava diventando un giallo. L'autopsia ha stabilito che il giovane non è stato aggredito. Il 18enne è morto a causa di un grave trauma cranico probabilmente dovuto ad uno schiacciamento. Sono stati anche effettuati gli esami tossicologici per stabilire le condizioni psicofisiche del giovane. La macchina dell'infermiera aveva una ruota
terra ed il cerchione finito dentro il fosso. Si è subito pensato che potesse aver colpito un corpo inerme già investito da un altro mezzo, ma man mano che i giorni passavano e gli indizi venivano raccolti, la posizione dell'infermiera si complicava, fino all'iscrizione nel registro degli indagati con l'ipotesi del reato di omicidio stradale. Visionate le telecamere di videosorveglianza lungo quella strada, a quanto pare nessun altro veicolo sarebbe coinvolto. Ora la macchina dell'infermiera, posta subito sotto sequestro, probabilmente verrà nuovamente controllata. Gli accertamenti tecnico-scientifici saranno affidati ai carabinieri del RIS di Parma per verificare se ci siano tracce non visibili sulle ruote o sulla carrozzeria, secondo la modalità dell'accertamento tecnico irripetibile. La donna si è rivolta all'avvocato Mauro Crocetta fornendo la sua versione. La mia assistita, ha spiegato il legale, dice che stava correndo tranquillamente quando ha visto una macchina che la precedeva fare una manovra di emergenza ed immediatamente si è vista qualcosa davanti ed ha dovuto effettuare la medesima manovra per schivare l'ostacolo. Solo dopo si è accorta che si trattava di una persona, si è quindi fermata, ha continuato l'avvocato, ed ha chiamato i soccorsi. La ruota a terra sarebbe stata causata dal fatto che, per evitare l'impatto, avrebbe urtato un piccolo muretto nei pressi del distributore. Nel Vicentino Racogollo del Cengio, un'altra mattinata di ricerche sulla strada del Costo per cercare la donna scomparsa da Madrid, ricerche sospese dopo pranzo, strada riaperta, un giallo internazionale che ha sconvolto la comunità. Seconda mattinata di ricerche legate alla scomparsa di Anna Maria Henao nei boschi lungo la vecchia strada del Costo, zona impervia alle pendici dell'altopiano, che è stata riaperta dopo pranzo, dopo la chiusura a partire da ieri con l'ordinanza del sindaco di Cogollo del Cengio su ordine della Polizia di Stato e su richiesta delle autorità spagnole. Raggio di ricerca ampliato rispetto a ieri, ma sempre partendo dalla strada laterale che si stacca all'altezza del terzo tornante della provinciale del Costo. Siamo nella vecchia strada del Costo dove stamattina si sono concentrate le ricerche, come vedete nella zona contraddistinta da una fitta boscaglia alle mie spalle, un centinaio gli uomini coinvolti nelle ricerche a partire dalla squadra mobile, dalla polizia scientifica, dalla polizia spagnola e i vigili del fuoco. Anna Maria Henao, 40 anni, ricca ereditiera, originaria della Colombia e cittadina statunitense. Al momento della scomparsa a febbraio risiedeva a Madrid, il cui marito sarebbe stato arrestato in Florida. Le autorità ne sospetterebbero il presunto coinvolgimento nel sequestro di persona, da quanto si apprende dai canali di informazione internazionali. Vicenda che assume i contorni di un giallo internazionale sulla quale gli inquirenti mantengono il massimo riservo. Restano gli interrogativi sul perché le ricerche si siano concentrate nel Vicentino. Tra le ipotesi, quelle che siano state orientate da tracce satellitari o dalle immagini dei targa system che avrebbero rivelato movimenti utili alla ricostruzione della vicenda. Intanto in paese non si parla d'altro. È stato uno shock per tutti, nessuno se lo aspettava. Stamattina è stata la notizia del giorno, praticamente si parlava solo di quello e ovviamente nessuno pensava proprio a Cogollo. Abbiamo sentito la notizia qui e non so, perché adesso il Costo l'avevano chiuso ieri. Non sappiamo, ma non sapevamo niente di questa roba qua, niente noi, non avevamo sentito niente. Siete un po' sconvolti da questa notizia? Beh, siamo sconvolti sì, perché se trovano qualcosa non è una bella cosa. Ad Azzano Decimo, ora in provincia di Pordenone, per un maxi furto di biciclette in un negozio appunto di Azzano Decimo. I ladri hanno impiegato appena 180 secondi per rubare una ventina di costose biciclette. Il bottino ammonta a oltre 100.000 euro. 3:20 è scattato l'allarme, siamo corsi qua immediatamente dopo i 5-6 minuti. Tempo di arrivare, ma c'erano già qua le forze dell'ordine che ringrazio e niente, il danno era stato fatto. Hanno usato un furgone come ariete, frantumato la vetrina del negozio di biciclette da corsa e rubato tutto quello che potevano portare via per un valore complessivo di 100.000 euro. È accaduto nella notte di giovedì 22 agosto intorno alle 3:20 ad Azzano Decimo, nella centralissima viale Rimembranze. Secondo una prima ricostruzione ricavata dai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze dei vicini dell'area
del furto, alcune persone con il volto travisato, dopo aver lanciato il veicolo commerciale rubato precedentemente a un imprenditore edile contro le vetrate, si sono introdotte nel negozio e hanno portato via 15 biciclette di marca Pinarello e Villiers, fuggendo subito dopo. L'azione è avvenuta nell'arco, pensate, di meno di 3 minuti. L'area furtiva è coperta da assicurazione. Sul posto giunte celermente le pattuglie del radiomobile dei carabinieri di Pordenone e della stazione di Fiume Veneto. Sì, se mettiamo in conto un po' tutto, sono cifre molto enormi, insomma. Immaginiamo che è tutto coperto da assicurazione, questa cosa è importante. Sì, sì. Non si può aprire un'attività del genere senza un'assicurazione, mi pare il minimo, insomma. E da spirito friulano come lei è, insomma, si riparte subito, perché oltre il danno bisogna continuare, la vita continua, no? È una frase fatta, però insomma. No, assolutamente sì, anche perché delle bici che mi hanno portato via erano già state vendute, dovevano ritirarle, quindi bisogna subito ripartire e accontentare i clienti. Aumento dell'IRAP. Il 28 agosto è previsto il faccia a faccia tra l'assessore regionale bilancio Calzavara e Fratelli d'Italia per discutere della decisione che ha lasciato perplessi i meloniani, ma a chiedere un confronto di maggioranza e anche Forza Italia, da subito critica nei confronti del provvedimento. A parlare oggi con una nota, la vedete nelle immagini, è la capogruppo degli Azzurri in Consiglio regionale Elisa Venturini. Il tema dell'aumento dell'IRAP e più in generale della fiscalità regionale è certamente molto importante ed io penso, continua Venturini, che anche Forza Italia abbia necessità di chiedere chiarimenti. Forza Italia non è presente in giunta ed anche per questo un momento di confronto con i consiglieri penso sia indispensabile, conclude Elisa Venturini. Ed ancora con la politica, pronti a difendere l'autonomia se necessario davanti alla consulta, sono le parole del presidente del Veneto Zaia dopo la decisione della presidente della regione Sardegna Alessandra Todde, che ha impugnato la legge Calderoli alla Corte Costituzionale. Il capogruppo del Carroccio, Palazzo Ferrofini, Villanova, comico e grottesco. Il governo non ha bisogno di avvocati difensori, si difenderà avanti la Corte Costituzionale, ma il Veneto pensa di essere assolutamente danneggiato dal fatto che qualcuno vada a fare ricorso contro una legge che permetterebbe a noi di avviare un progetto di autonomia. Referendum e ricorso alla Corte Costituzionale. C'è un doppio fronte di attacco all'autonomia e la Lega, con il centrodestra non proprio così unito, prepara le contromosse. Se di fronte alla richiesta di consultazione popolare, quorum di 500.000 firme già raggiunto, sarà quello di spiegare ai cittadini la bontà della riforma e predicare eventualmente l'astensione nel caso in cui il referendum passi, il Veneto si prepara a proteggere l'autonomia di fronte ai giudici del Palazzo della Consulta. Il casus belli è l'iniziativa della presidente pentastellata della regione Sardegna, Alessandra Todde, che ha deciso di impugnare l'autonomia davanti alla Corte. Quello che veramente non funziona è che le regioni del nord sono state infrastrutturate negli ultimi decenni con i soldi di tutti i cittadini italiani, ha detto dopo aver formalizzato il ricorso alla consulta. Sono diventate regioni ricche e trainanti con l'aiuto di tutti, continua, con i soldi dello Stato. Pensare adesso semplicemente di basarsi sulla spesa storica e quindi di consentire a queste regioni che hanno avuto di più di spendere di più anche sulla base di quello che possono trattenere è una cosa profondamente ingiusta. Non la pensa così, ovviamente, Palazzo Balbi. In una regione, peraltro lasciatemelo dire fino in fondo, a statuto speciale che non ci rimette nulla dall'approvazione di questa legge, della legge Calderoli che dà avvio al percorso dell'autonomia, quindi la regione Sardegna decide di impugnare. Vorrei ricordare a tutti che addirittura per le regioni in statuto speciale e per le province autonome è prevista che la regione in causa possa chiedere l'applicazione della legge se le conviene oppure no. Noi diciamo a tutti che la loro libertà finisce dove inizia la nostra e la nostra libertà vogliamo che sia rispettata, quindi ci presenteremo in Corte Costituzionale ad opporci al ricorso della Sardegna. I sindaci padovani si dividono sullo ius scholae e abbiamo sentito le ragioni di due primi cittadini che la pensano in maniera opposta. A poche settimane dal ritorno in classe degli alunni, il tema dello ius scholae divide i sindaci del Veneto, una regione che dopo Lombardia ed Emilia-Romagna è tra quelle che conta la maggiore presenza di studenti stranieri. Anche in provincia di Padova i primi cittadini si interrogano, favorevoli alla cittadinanza per i ragazzi stranieri che hanno portato a termine il percorso scolastico non sono solo i sindaci Dem, ma anche il sindaco socialista liberale Riccardo Mortandello di Montegrotto Terme, che nel 2022 aveva portato in Consiglio Comunale una mozione per chiedere al Parlamento
momento di approvare una legge sullo ius scholae. Pretendere che in Italia ci sia lo ius scholae non è una battaglia ideologica, ma è una vera e propria battaglia di civiltà. Serve come l'ossigeno una riforma seria della legge sulla cittadinanza e lo ius scholae lega l'acquisizione della cittadinanza al compimento di un ciclo di studi. Così facendo si sanerebbero centinaia di migliaia di situazioni dove esistono italiani di fatto, soprattutto giovani, riconosciuti come italiani da tutti, ma non riconosciuti da una legge obsoleta. Decisamente contraria alla posizione della Lega, con i primi cittadini più cauti come Luca Pierobon di Cittadella. Non è così semplice per vari motivi. Il primo è che se i genitori non hanno la cittadinanza italiana, è chiaro che nasce una problematica, perché il minore, il Partito Democratico parla di 5 anni di scuola, quindi potrebbe essere alla fine delle elementari, con i genitori che hanno la patria potestà e non hanno la cittadinanza. È chiaro che nasce un'incongruenza importante, anche perché poi chi diventa cittadino italiano deve anche comportarsi come un cittadino italiano, e quindi il primo problema che io vedo molto grave è quello della famiglia. In Veneto, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, sono quasi 100.000 gli studenti stranieri. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, come i colleghi Dem di Vicenza e Verona, è favorevole allo ius scholae, come ribadisce anche Mortandello attaccando le posizioni leghiste. Evidentemente chi rema contro lo ius scholae preferisce le situazioni foriere di ingiustizie, anarchia e che generano problemi di ordine pubblico. Molti sindaci, come il sottoscritto, invece preferiscono le riforme serie, regole chiare, per gestire al meglio i nostri territori. Lo ius scholae va in questa direzione, adegua una normativa alla realtà vera. Per Pierobon, sindaco del Carroccio, si deve pensare anche al contesto familiare per rivedere l'assegnazione della cittadinanza. Ad oggi chi si presenta nei comuni per la cittadinanza, più di qualcuno conosce poco o nulla del territorio in cui vive da più di 10 anni, alcuni addirittura fanno fatica anche a parlare in maniera corretta anche l'italiano, e quindi prima di preoccuparmi di dare la cittadinanza a chi ha fatto 5 anni di scuola, mi preoccuperei di vedere che chi diventa cittadino italiano sia effettivamente un cittadino italiano a tutti gli effetti, magari applicando delle norme che esistono già negli altri stati, tipo la Svizzera, tipo gli Stati Uniti. Nel Bellunese ora potrebbe diventare un caso da giustizia amministrativa il recupero delle spoglie di 2 soldati italiani intrappolati per oltre 100 anni nel ghiaccio della Marmolada. Le spoglie, ritrovate lunedì scorso e trasferite senza l'assenso della sovrintendenza di Trento nella camera mortuaria di Canazei. Il ritrovamento è stato fatto da un dipendente della società Marmolada delle Funivie, che andava a controllare per il recupero di teli. Sono i teli che protegge la neve. Racconta così Attilio Bressana, vice direttore del Museo della Grande Guerra di Punta Serauta, il più alto d'Europa, a 3.000 metri di quota, la circostanza del ritrovamento delle spoglie di 2 soldati italiani caduti in una delle sanguinose battaglie che si consumarono contro l'esercito austro-ungarico tra il 1915 e il 1918. A fare la scoperta un dipendente della Marmolada Funivie tra Cima 11 e la catena del Serauta, dove sono posizionati i teloni che proteggono il ghiacciaio della Marmolada. Subito mi ha avvertito me, e io il giorno dopo, subito ho avvertito i carabinieri di Canazei, e dopo il giorno dopo mi sono recato sul posto, e per tempo è arrivata la Guardia di Finanza del Soccorso Alpino e Passarolle, e abbiamo fatto il recupero di 2 corpi. Ossa e brandelli mummificati che il ghiaccio ha conservato per oltre un secolo, catalogati come reperti archeologici per il cui recupero e i successivi accertamenti sarebbe dovuta intervenire la sovrintendenza di Trento. Secondo indiscrezioni, l'intervento svolto senza considerare che quelle spoglie dovevano essere trattate alla stregua di reperti archeologici potrebbe aver resa vana la straordinaria possibilità di attribuire una identità certa ai 2 soldati che sono stati da subito associati alla brigata dei Fanti da Como in luogo di quella da Alpi. È stato confermato anche da altri storici, è stato confermato che Como
che sarebbero della Brigata Como. Sì, che loro erano a distanza sul Col di Lana. Il conflitto di attribuzione si gioca sul colore delle mostrine, blu quelle della Brigata Como, verdi quelle della Brigata Alpi, che combatté in trincea sul confine della Marmolada, della quale mancano all'appello le spoglie di 10 soldati, tra loro l'ufficiale bellunese Toigo di Pedavena. Le spoglie sono state trasferite nella camera mortuaria del cimitero trentino di Canazei e al termine degli accertamenti su disposizioni di onor caduti di Roma potrebbero essere trasferite al sacrario dell'Aiten ad Asiago, anche se il vice direttore del Museo Serauta sta lavorando per altra degna sepoltura sul Col di Lana. Tento di fare la possibilità di seppellirli nel cimitero militare di Salesei del Col di Lana. I tempi per il collocamento delle spoglie dei 2 soldati al momento sono ignoti e certo dipenderà anche dalla risoluzione del conflitto di attribuzione di competenze, per il quale la battaglia potrebbe trasferirsi nelle aule della giustizia amministrativa. Nel Trevigiano ora manca personale, il comune di Vittorio Veneto corre ai ripari, cancellato il limite d'età per poter partecipare al concorso per diventare vigili urbani. Persone di 40-50 anni, anche oltre, hanno tutte le caratteristiche secondo noi per partecipare a questo bando per gli agenti di polizia municipale. C'è sempre un'età per diventare vigili urbani, almeno Vittorio Veneto, dove il comune ha deciso di cancellare il limite per poter partecipare al prossimo concorso per agente di polizia locale. Non occorre più insomma essere sotto i 37 anni, mentre rimangono gli altri requisiti. Le prove sono sempre le stesse, anche perché dobbiamo rispettare il regolamento nazionale rispetto all'assunzione del personale e quindi ci sarà una prova fisica che però insomma abbastanza facile, una persona allenata riesce a superarla, poi una prova scritta e una prova orale e quindi ci sarà una commissione che vaglierà queste caratteristiche delle persone. Una scelta obbligata per il sindaco, visto che i giovani sarebbero poco interessati alla carriera di agente di polizia locale. I giovani oggigiorno fanno difficoltà ad accedere a questa professione, anche se ripeto è una professione molto qualificante e anche gratificante. È vero che ci sono orari di servizio magari che vanno fuori nel serale e quindi anche la domenica, i festivi, cioè è abbastanza impegnativo, però è gratificante. Quindi io penso che anche i ragazzi che escono dalle nostre scuole superiori, anche di seconda generazione e che arrivano insomma con famiglie alle spalle di provenienza extracomunitaria, sia una professione appetibile anche per loro. Ecco. Da qui anche l'idea di rendere la polizia locale anche multietnica. Abbiamo visto anche la realtà del comune di Venezia e Mestre, dove appunto all'interno del loro corpo di polizia municipale hanno delle persone che hanno una visione un po' più ampia a livello culturale, quindi sarebbe interessante che anche qui da noi ci fosse l'occasione di poter assumere delle persone che arrivano anche con una formazione culturale diversa rispetto alla nostra. Ma il sindaco va oltre, puntando anche ad una migliore retribuzione pur di rimpolpare le fila della polizia locale. Vorremmo anche provare a dare qualche incentivo in più rispetto a delle progettualità che possono essere fatte dal corpo polizia municipale. Ieri sera abbiamo avuto 5-6 pattuglie fuori per quanto riguarda la sagra, i festeggiamenti di Sant'Augusta, e io penso che sia anche doveroso riconoscere, oltre ai straordinari, anche una certa riconoscenza per quanto riguarda il loro servizio, che lo fanno sempre in modo molto accurato e con tanta passione. Al via oggi a Verona Generazioni di Felicità, la route nazionale dei capi Agesci che celebra i 50 anni dell'associazione. Nel capoluogo scaligero sono in arrivo scout da ogni parte d'Italia all'insegna del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità. Da dove siete? Io di Torino. E tu? Io di Trento. Vi siete riviste? No, in realtà ci siamo incontrate a Padova sul treno. E quindi avete fatto un po' di strada insieme già? Sì. È uno spirito scout questo? Assolutamente sì, la strada è l'emblema dello spirito scout, quindi sì. Si sono conosciute in treno e stanno per incamminarsi, ognuna con il proprio gruppo di riferimento, verso Villa Buria, il campeggio di Borgo Roma, dove 18.000 scout si accamperanno per 3 notti durante la route nazionale 2024 che celebra i 50 anni dalla nascita della Gesci. In stazione a Verona, zaino in spalla, fazzolettone attorno al collo, la prima accoglienza di chi, e lo hanno fatto 8 su 10 tra i partecipanti, ha scelto il treno per arrivare da tutta Italia all'insegna della sostenibilità. Questa giovane arriva da Trento.
Ho colto questa proposta con molto entusiasmo, anche se comunque non distava tanta strada per arrivare qui, ma ci sembrava bello aderire alla scelta e anche ai valori dello scautismo per lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Di dove siete? Roma 128, gruppo di Roma vicino alla parrocchia San Filippo Neri e San Lino. Che cosa vi aspettate da queste giornate di felicità? Sicuramente tanti incontri, esperienze nuove, conoscenze nuove. Sarà qualcosa di super positivo. Perché si sceglie di diventare scout? Io credo che uno non faccia gli scout, ma uno è scout. Quindi quando tu scegli di diventare capo testimoni tanti valori dello scautismo, che sono valori universali, quindi cristiani, ma della vita quotidiana e comunitaria. Quindi un po' essere capo scout vuol dire anche un po' testimoniarli e portarli nella quotidianità. Ad accogliere i capi scout in stazione Il Masci, il gruppo adulti, operativo a Verona già da lunedì. Noi siamo qui per accoglierli, per dare indicazioni, appunto per dare le prime informazioni e poi loro si avviano ai loro sottocampi. Generazioni di felicità è proprio, io l'ho vissuto da bambino fino ad oggi, si genera felicità vivendo lo scautismo. Lo scautismo è conosciuto per i bambini o i grandi in pantaloncini corti che dormono in tenda, fanno altre miliardi di cose che li rendono partecipi di questo mondo. Una 4 giorni in cammino fatta di incontri, tavole rotonde, festa, momenti di servizio, quella che partirà stasera, e nel rispetto della scelta sostenibile anche il menù dalla colazione alla cena sarà vegetariano. E il menù vegetariano vi spaventa? No, siamo pronti a tutto. Un pochetto, un pochino, però siamo propositivi. L'apertura dunque questa sera con l'alzabandiera tradizionale, l'alzabandiera scout, la chiusura domenica con la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della CEI. La route nazionale sarà un'occasione per riflettere sui due pilastri della GESCI, la relazione ed il rispetto del creato. 18.000 capi che arrivano da tutta Italia, Verona diventa davvero la capitale dello scautismo in questi giorni, ma uno scautismo che ha tanto ancora da dire. Sì, uno scautismo che ha molto da dire, uno scautismo che non si presenta qui a Verona per festeggiare semplicemente un compleanno, quindi un'importante ricorrenza, ma uno scautismo che rilancia la propria proposta educativa, il proprio rapporto coi territori, il proprio metodo educativo dei giovani e delle giovani generazioni per i prossimi 50 anni e non solo. Un villaggio pronto a colorarsi con i volti dei 18.000 capi scout, quello aperto in Villa Buri a Verona, il cuore della route nazionale AGESCI 2024, con il grande campo di 250.000 metri quadrati allestito in Borgo Roma. In Villa Buri gli incontri e le tavole rotonde, ben 64 le occasioni di confronto con 226 voci diverse. Ad aprire la route nazionale una cerimonia con Gianni Morandi e presidente del Veneto Luca Zaia, a chiuderla il ritrovo serale di sabato con gli interventi di Roberto Vecchioni e Alfa, e la mattina successiva la Santa Messa celebrata dal Cardinal Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cui seguirà il saluto del vice premier Antonio Tajani e dei due presidenti in diarchia del Comitato Nazionale AGESCI, Roberta Vincini e Francesco Scoppola. Una festa che non vuole solo celebrare i 50 anni di AGESCI, ma guarda avanti. Un bilancio che parte dalla grande scelta profetica di 50 anni fa, in cui uomini e donne hanno iniziato a camminare insieme, in una scelta che oggi può sembrare banale, che però ha molto di un valore profetico, e collocare sempre di più nei prossimi 50 anni la nostra associazione come un'associazione politica, cioè che si prende cura delle fragilità dei territori e che si impegna, rimboccandosi le maniche con un'immagine a noi molto cara, per renderli migliori, per aiutare le persone a vivere in un mondo che sia migliore. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG del Veneto. Grazie per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.